No, I'm not a writer. E guarda la luna adesso, guarda che roba, è diventata rossa, è diventata. Che storiazze. Ma sta roba la mettono dietro le quinte o nella puntina? Boh, vabbè, vedrò. Eccola. Non vedi che cattamento professional che ho fatto? Professional. Eh sì, professione zingano. Vedi ragazzi, al camper mi sono anche abituato, però ste robe qua di dormire in posti nuovi, strani, sconosciuti, è sempre magico, è sempre bello. Che dici donna? Allora, risparmiamo la faccia dello zingano il primo mattino, questa è la vista dalla cucina. Adesso andiamo dall'altra disgraziata, guarda, è sotto le coperte perché non vuoi far vedere che è presa con le bombe. Tutte femmine moderne. Aspetta, le ho schiacciato le cose della vagina. Eccola, vedi, eccola là, là. Un po' anche meno ISO, eccola, e questo è il risveglio di oggi. Buongiorno Italia. Praticamente il popotamone che c'è qua sotto queste coperte invece è l'Alessia. Ah, ho detto che arrivano i zingani a pranzo, verso pranzo, che vengono anche loro a vedere Castello in Miramare, a fare le robe romantiche. Buongiorno Italia, buongiorno CP. Cioè che non è che la carezza vuol dire sì, ok, vai là e distruggimi tutti i miei biscotti, cioè non so, queste libere interpretazioni, Ho fatto vedere CP dov'è il nostro ristorante per fare il breakfast. Questa mattina, bau 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 bau. Traduzione, mi hanno svegliato, gli ho detto CP che adesso andiamo a fare la cacca in un giardino da skate, Sì, nei giardini da skate. Chi è che ti vizia con tutti quei biscotti? L'Alessia, però digli, fanno male al pancino dei CP. Sì, perché noi CP non possiamo mangiare certi biscotti. Abbiamo i nostri, i biscotti fatti per i CP. Non sei tanto convinta, vero, del discorso dei biscotti? Non andare in sbattimento, cane, dai, su. Risveglio molto, molto lento. Molto, molto, molto. Vero, cane? Molto. Sì, molto lento. Comunque ragazzo, vedi il discorso, no? Che ti dicevo che col camper arrivi di notte. Praticamente qua adesso è un'impresa trovare in macchina parcheggio e io che ho il camperazzo ho il parcheggio qua esclusivo in mezzo al riparo e vista a mare, no? Cioè capisci? Anche questa è una cosa, una cosa fantastica, no? Praticamente i miei giretti puntina, no? Sempre in zona, no? Per motivi finché lavoro, che ho lavoro fisso, per motivi di lavoro appunto non posso spostarmi tanto distante, quindi io parto sempre tranquillo, tranquillo, molto easy e cerco sempre di arrivare al punto, proprio alla puntina clou di sera tardi, no? Così non tanto trovo il parcheggio, ma trovo il parcheggio proprio dove dico io, dove voglio io, il migliore in assoluto, con la migliore visuale e tutto. E dopo la mattina mi sveglio e basta, dedico tutta la giornata alla puntina, chiamiamola, al posto, no? E poi verso tardo pomeriggio ritorno alla base, insomma. E questo adesso per ancora un paio di mesetti sarà così e dopo, insomma, si faranno altri tipi di viaggi. Ah, invece no, la prossima settimana, minchia come lo tiro lungo sto video, cioè mi sa che allora questo sarà un dietro alle quinte e dopo praticamente da quando arrivano gli zingari iniziamo la puntina del castello in Miramare. No, perché ciacolo, divago. È il backstage. Il backstage, te capi. Quindi appunto lunedì no perché lavoro, però da martedì a sabato e quindi anche domenica sono in ferie. Pensavo di fare l'isola della Cona che è in provincia di Gorizia, poi il castello di Tricesimo, le cascate Cotte le salto perché adesso col camper il freddo non lo so, non mi rischierei strade, non lo so, quindi la prossima volta le cascate Cotte. E un'altra cosa che non mi ricordo, sì, un sacrario militare col museo gratuito, sembrerebbe molto grande, anche all'aperto, con i cannoni, quelli che sparano, e tutto quanto, e sempre in provincia di Gorizia.
e dopo vedrò insomma un po' i posti in zona, no? Ah, aspetta che avviso anche i zingari, anche se stanno arrivando, proprio magari mi dimentico, e allora, perché secondo me a loro l'isola della Cona è una cosa che piacerebbe molto, è una specie di, non ci sono mai andato, però dalle foto che ho visto è una specie di grande brussa, no? Quindi questa specie di laguna molto wild, con i cavalli liberi, tutti gli uccelli, deve essere molto molto bello. Di solito ci vanno i fotografi lì, hai capito? Io non sono fotografo, però magari chissà che, hai capito? Oh, Singani, are che da martedì a sabato sono in ferie. Come prima tappa volevo fare l'isola della Cona, che secondo me vi piace tantissimo. Dopo ricordate me che ve conte. Ecco fatto. Tanto c'è la Alessia che fa i suoi striptease.